Un inizio difficile per l'economia, questo 2024 è cominciato in modo complicato. A fronte di crisi internazionali già aperte si è aggiunta quella sul Mar Rosso. Leopoldo Destro non nasconde le sue preoccupazioni, anche se spiega gli imprenditori sono allenati oramai da qualche anno alla resilienza. L'anno è iniziato in scia come si è chiuso, quindi chiaramente evidente un rallentamento dei mercati europei e con l'aggravio purtroppo della situazione medio orientale con la parziale chiusura del canale di Suez, che chiaramente questo aggrava l'import e l'export delle nostre aziende, e se la situazione non si va risolvendo chiaramente rischia di essere molto impattante per le nostre aziende. E purtroppo negli ultimi 3-4 anni questo è quello che noi dobbiamo affrontare, e quindi le difficoltà sono quasi l'abitudine. Le nostre aziende hanno dimostrato in maniera efficace e efficiente di rimboccarsi le maniche, di cambiare in continuazione cassette degli attrezzi. È chiaro che diventa sempre più difficile, insomma, con questi contesti che cambiano non solo la realtà del mercato, ma cambiano anche il modo di dover affrontare le produzioni e le lavorazioni interne alle nostre aziende. C'è qualcosa che vi aspettavate di più rispetto magari alla manovra, qualcosa che insomma vi ha lasciato un po' perplessi? Quello che noi confidiamo in realtà è che i 13-14 miliardi annunciati dal ministro Urso relativi a Industry 4.0 e Industry 5.0, che quindi vada incontro ai nuovi investimenti delle aziende, vada veramente a terra in maniera veloce, e quindi i decreti attuativi vengano fatti in questi giorni, perché se da un lato continuiamo ad avere i tassi di interesse così alti, dall'altra parte ci deve essere un supporto e una spinta nuova agli investimenti da parte delle aziende, che a loro volta potrebbero chiaramente muovere tutta una filiera importante di fornitori, e quindi l'economia nazionale si potrebbe continuare a muovere. Dall'altro lato chiaramente il PNRR aiuterebbe anche questo, il movimento delle industrie nazionali e del nostro territorio. Però c'è una parte politica che vi riguarda, perché insomma c'è una scadenza importante, lei si è anche esposto dicendo che il Veneto deve avere un ruolo diciamo principe. A che punto è la partita? Adesso l'iter per le candidature si sta facendo in maniera si farà in maniera evidente a fine gennaio, quindi ci saranno le candidature effettive, quindi capiremo, come dico, la griglia di partenza quale sarà, e su questa griglia di partenza noi faremo le nostre valutazioni, e sono sicuro che il Veneto, e Veneto Est in particolare, col peso specifico che può avere, dirà sicuramente la sua.